Sono arrivata a casa, devo accendere il fuoco, però freschetto oggi, stamattina era -5, è un po' freschetto, è arrivato l'autunno. E niente, ve l'ho già detto, ma adesso è veramente arrivato l'autunno, domani arriverà l'inverno perché nevicherà. Ok, quindi domani mattina non so neanche se riuscirò ad arrivare al lavoro. Detto tutto ciò, ieri sera ho fatto una cosina, perché io, cioè, no, fare la mattina che c'era il sole, pomeriggio, no, la sera, mi sono messa a decorare la botte, sapete quella qua all'entrata di casa, e ho messo i rami finti. E in mezzo ci ho messo qualcosina di autunnale per richiamare il portone, chiaramente. Adesso vi faccio vedere cosa ho combinato. È venuto benissimo. Intanto i fiori vecchi adesso vado a buttarli. E questa che devo metterla in casa, togliere le foglie brutte. E questa è la decoration. Non si vede bene perché c'è la modalità ritratto. Comunque questa è la decorazione che ho fatto qui. Manca il festone, quello qui per fare il bordino. In realtà mi manca quello, ma è su dai miei. Però intanto ho decorato così con queste cose autunnali. Cioè, guardate i cavoli, i cappucci. Guardate le fragole. Questa è buona anche così bianca. Qua ce n'è un'altra. Cioè, le piante di fragole ho detto a Franz lasciale, non toglierle. Qua c'ho ancora fiori. Queste le lascio qui tutto l'inverno. E no, il resto dell'orto è morto, Però questa qui me la prendo. No, ho staccato anche questa. Questa è marcia. Questa qua sì. Questa invece è ancora buona. E quei due al sole. Ciao! Ciao! Pipo non è convinto. Pipo! Ciao! Ciao Pepe! Eccolo! Ciao! C'è la pappa! La pappa! Arrivo, aspetta che arrivo. Non è vero, ce l'avete già la pappa. Voi due siete dei furbacchioni, vero? Eh. Pipo, cosa stai facendo? Oggi sono arrivata a casa, c'era vomito ovunque. Ciao Pepe! Ciao! Ciao! Ah, sì? Comunque sì, come avete ben visto, è arrivata la neve. A me mette tanta tristezza la neve. Qui ho del riso che sta finendo di cuocere e mi sono tagliata un po' di soppressa perché ce l'ha portata ieri l'ingegnere. In realtà l'ha portata Franz, quindi l'ha portata a me. Indirettamente l'ha portata a me e quindi mangio soppressa. Devo dire che non è granché, nel senso è tanto speziata e sento tantissimo il sale. Comunque oggi è il 20, oggi è il 22. Scivolerà tutto? Forse sì, forse no. Sto preparando la torta in padella. Un uovo, 2 cucchiai di zucchero, vanillina, latte, olio
e lievito e farina. È semplice. Se vi interessa c'è il video qua sul mio canale, lo trovate. Oh, pensavo che Franz venisse a pranzo, invece si è fermato dai suoi, quindi metto via la soppressa che avevo tagliato. Adesso deve stare lì 25 minuti, poi la giro per altri 5 minuti e poi è pronta. 20-25 minuti la prima cottura. Adesso devo sistemare qua. Quelle sono immondizie da buttare, carta e plastica. E qui invece mi lavo anche queste due cose, che così ho tutto in ordine. Adesso piove. Che schifo però. Guardate com'è già lievitata. Bella alta. Questa volta ho usato il lievito, questo dell'Eurospin, e devo dirvi, polvere lievitante vanigliata, una bomba. Questo è. L'altra volta avevo utilizzato invece quello di marca Pani Angeli, era rimasta tipo sottilissima, ve l'avevo fatta vedere. Con questo lievito invece è giusta. Così deve essere, dopo ve la faccio vedere finita, deve rimanere abbastanza, cioè non dico altissima, ma insomma deve gonfiarsi bene e deve essere bella soffice. Invece l'altra volta era venuta troppo compatta, era proprio la lievitazione sbagliata. Ok, la torta è qui, piccolo problema, si è bruciata tutta, mi sono dimenticata, avevo messo il timer, però poi mi sono dimenticata e... il risultato è questo, tutta bruciata. Ho provato a grattare via un po' il bruciato, ma che peccato. Comunque è venuta bella alta questa volta. Oggi cucino un dolce simile alle... preoccupa un po' puntare sul dessert per questa spinta. Il caos. Sto facendo questa ricettina con il merluzzo, le alici, la polenta e le cipolle e il latte. Qui sto preparando la polenta, solo che la padella è troppo piccola, e qui invece c'è il merluzzo che sta cuocendo con le cipolle, il latte e le alici. Quella è polenta che mi avanza e sto pensando di mettere in friggitrice ad aria. Secondo me viene benissimo. Quindi un po' la faccio così e un po' in friggitrice. In casa anche d'estate non crescono, infatti io ho fatto questa cavolata per alcune piante. Stavo pensando. Chiedetemi se mi mancava camminare nella neve. No, non mi mancava. Torno in ufficio. Ho dovuto fare una piccola escursione per lavoro, Vado. Ci riaggiorniamo più tardi quando sarò a casa. Al caldo no, in casa c'è freddo. Però suonava bene al caldo. Oh, dai, ciao ciao.